Allora, saluto a tutti, saluto Iago Mudier e saluto Juan Francesco Lugiani, che noi conosciamo in questa rete postughi attivo e che los interessa la letteratura. Allora, questa mattina siamo qui per parlare di letteratura corsa, particolarmente di Sebastiano Alcedo e di suo modernismo di letteratura. Dunque, Giacomo, allora, di Alcedo ne conosciamo un pezzo, posto che penso che come a tutti noi il suo romanzo I Bescianguilla, per cominciare, ci ha ispirato, ci ha dato voglia, ci ha fatto via coscienza che esistia questa letteratura corsa e che certi autori l'hanno promossa, si sono impegnati e per costituire un'opera per certi. Dunque, oggi parliamo di Alcedo, ma oggi Alcedo sarà il vostro paese di noi o no? Capite di nome paese perché mamma e babbo erano d'origine di Alcedo. L'Alcedo che viene andava comune di Ville di Petabugno, sopra Bastiglia. E dopo un Gaccaro si è stabilito in Bastiglia e ha aperto un'epizzeria a Fontanalova. Ecco. E poi aveva un zio che era istitutore in Parigi, nella regione parigina, e che si chiamava come me, infine, mi chiamo Elio, io come Elio, si chiamava Jacques Thiers. Jacques Thiers era istitutore qua là, e quando lui entra, era un tipo, diciamo, sticchito appena, un vecchio figlio, e ecco, appena diritto assai. E quando lui veniva durante le vacanze si capiava in particolare nelle chiamate risponde, nelle improvvisate. Io ho sempre nella rete e nella memoria questi momenti così che spesso si passavano nelle cantine, facevano un giro nelle cantine e cantavano così. Ecco. E lui faceva composizione sotto lo pseudonimo di Jacques d'Alcedo. D'accordo. Ecco. E allora qui si capisce di noi che Sebastiano Alcedo ha pigliato un nome di questo paese, di rinominava, posto che d'Alcedo corrisponde di noi a una parte di noi, di voi e di vostra opera. Allora, diteci appena come si è fatto questo incontro con, diremo, la letteratura di Sebastiano Alcedo? Non faccio che ripetere, ma ho l'impressione di essere invecchiato e che mi ripeto sempre. Di dirla sempre. Tu leggi ad Alcedo, quanti anni hai tu? Io ho 20 anni e ho scontrato ad Alcedo durante i corsi di corso, ho giro in corti, con il mio professore Pedro Filippi che ci ha fatto leggere Bescianguilla, Strati di Bescianguilla. Dunque aveva 13 anni, ma non ho mica letto l'opera sana subito, l'ho letta più tardi. Ma ciò che dunque ho fatto questa conoscenza così nei corsi di corso. E era stornato perché ci aveva fatto leggere su strato guida di Impesta, non Federico, tutto questi marosoli qui che parlano tutto il mondo, che Bescianguilla è salvato quasi miracolosamente da un mare. E ha questo strato qui e questo libro qui ha capito che la nostra lingua può avere una grande dimensione, una dimensione veramente universale, e a senso mio di per questo che la letteratura corsa ha questa importanza qui, mica solo per parlare di corsi, ma anche per parlare al di là della sola corsa, dicerebbe. Voilà.
Dunque è così che ho scontrato all'opera di Dalzetto. Si stato fortunato. E poi è interessante ciò che Luigi di Betto all'ampiezza di sa letteratura e giusto appunto noi è ciò che noi pensiamo di noi, che la letteratura corsa e capita, cioè che la si sperde e si esperta di noi per via di noi, di traduzione e voilà, di una letteratura che biadia, diremo. Allora, e poi Jacopo, Dalzetto che ha provocato in voi? Ha provocato un cambiamento completo di personalità e di noi, diremo, di l'orientazione di personalità, in particolare nella letteratura. Vuol dire che io, quando ho scoperto a Dalzetto, non ci pensavo manco alla letteratura come modo di espressione per me. Manco fossi stato professore di letteratura, professore di lettere classiche, ho scoperto tutto. Ho scoperto la lingua che conoscevo, ma non sapevo mica che era una lingua e non sapevo mica che la podia da una letteratura, di questo modo così. Io sentivo le cose nella Mositellina, sentivo le cose che si facevano in giro i momenti, le stonde, diciamo, i piaceri, ma non sapevo mica la letteratura scritta per me era la letteratura, perché chi a mandatura scolare aveva scoperto questo. L'idea, in particolare che il romanzo era un genere che si trovava in cima alla creazione letteraria. Ripeto, la poesia li pigliava a sopra e penso che lei spesso di noi oggi per parecchi di questo è noi. Io sento in noi per me, so la posso dire, perché quando mi dicono che sia un poeta non la risento mica. Ben che scrivessi anche poesie e tu ne sai qualcosa. Dopo ci dicerai perché. Allora, io Dalzetto l'ho scoperto veramente in maniera completamente stupenda. A caso perché chi ho scoperto che il corso era una lingua, non sapeva mica e c'è un piccolo avvenimento, diciamo, in scuola che me l'ha fatto scoprire, non ci vengo mica così, no, a già parlare. E allora, come ho scoperto che il corso era una lingua, mi sono detto, se è una lingua, e che la viene da un latino, è una lingua neolatina, sicuramente ha già potuto scoprire assai di più. E allora si infatti che ho pigliato contatto con gente che facevano il corso, che facevano imparare il corso in Bastia, Castellani, Chiorboli, e allora ho scoperto che Pedro Giavatti era il segretario di un montese e che lui stava vicino a me, vicino della stava mamma. Dunque sono andato qua là, ho parlato, ho detto ieri, e mi ha fatto passare per sanguine. E quando l'ho scoperto per me è stato un affare tremendo. È stato un affare tremendo e allora ho detto sul libro così, sul libro così ci vuole farlo riconoscere, e l'abbiamo imparato. Allora, una cosa che voglio dire è che sul libro tanto non era mica stato arrivato e è mamma che l'ha ricopiato. Mamma l'ha ricopiato all'appietto
e ella che non aveva mai scritto un corso, di sicuro, ma l'ha ricopiata alla piatto perché io devia rendere sul libro a Pedro Giavati. Allora, vi dai 2 secondi per Io gli dire ho che gli è stato fatto un riborto, a poi un documentario a Ostrobera e che sa d'avere anche qui a UGCU, domani d'altronde, con un tavolino rotondo, e si vede su basso in de un film quando è boguntà sto basso che a vostra mamma ha rigubbiato tutto il libro perché chi ci voleva renderlo senza ibinunda e qui è magnifico, bon, si vede una bella scrittura e è un momento in un film assai commovente. Si vede che così è commosso assai e è assai commovente anche per noi per via che si vede ciò che una mamma può fare per suo figlio senza mai aver scritto un corso, ha scritto tutto ben tranquilla per darla al figlio. Allora ecco, scoprendo questo, di sicuro mi sono ciutato in questa lingua che d'altronde era chiamata anche dai suoi militenti all'epoca, era chiamata dialetto. Dialetto. C'è d'altronde, mi pare, non so più in due, c'è, no, mica qui. L'alfabete è un'altra cosa che ho lasciato qui. L'abbiamo lasciato sotto al tavolino. Ai, ai, ai. Grazie. Allora, in questo qui, il libro. Oh. Quanto a me l'ha già perso. Allora siamo freschi. No, non è mica loro. Boh. Ecco. En dialecte corse, vede. Voilà, les romans en dialecte corse et des Filida de Emanueli. voilà. E René Emanueli, che Sebastiano Alcedo, fatto da un montese, dunque, di Filida de Filimonda o a Villa Strocca di Macomao, dice di sottotitolato romanzo corso e il brevaggio dice in dialetto corso. Dunque, io da così ho visto che c'era un progresso a fare proprio in della concepitura di un corso di fare una lingua. E per questo che sono passato alla scrittura, diciamo. Ecco. E dopo c'è stato dunque la scoperta di Bessanguilla e dopo quella di Filida de Filimonda. Allora, ciò che ho visto a scrittura di Alcedo è che tra il primo momento che l'ha scritto Filida de Filimonda, che deve essere, mi pare, in giro a 35, e il secondo momento c'è stato a poco presso 25 anni. E dunque per me mi ha fatto riflettere e mi ha fatto rispondere alla questione di un modernismo. Chi è un modernismo? E forse se noi abbiamo tempo ripiglieremo un brevaggio che c'è qui e chi parla è di noi qui e chi parla a critica di René Emanueli e chi fa vedere all'ingrosso che le cose cambiano a maniera di scrivere, ma anche a maniera di concepisce la scrittura, a maniera di criticare la scrittura letteraria, cambia secondo i momenti. Ecco.
20 anni sono lunghi, 25 anni sono lunghi. Tanto più che per finita di Finimonda c'è sa pubblicazione non si fa mica in 2 volte. Si fa la prima volta non c'è mica pubblicazione e la seconda volta, 20 anni dopo, è cambiata assai, perché le cose si passano a momenti, perché è pubblicato a pezzi, Sì. no? Lunga un giornale. Ecco, allora parleremo forse di questo. Pesce anguilla. Allora, Pesce anguilla. Posto che ora, bon, parliamo di modernismo, di pesce anguilla, dunque facciamo pure un piccolo riassunto di un romanzo, dunque conta la storia di pesce anguilla, dunque, che è un cognome per un giovane che si chiama Pepe e che campa nella città di Bastia, non ha mica tanto scambia assai di lavoro e tutto questo, sino a un avvenimento che va a scambiare la sua vita. Va a scambiare la sua vita di una tempesta a mezzo porto di Bastia che farà che dopo che raggiungerà donc una famiglia borghese in Bastia per infine farsi brede e abbracciare a fede cattolica. Dunque di una storia di un'epopea in una certa maniera sociale perché parte da un'onda e infine si fa parte di una società più alta. Ma ciò che è assai interessante è che non è mica solo la storia di un'elevazione sociale, è anche la storia di un'elevazione spirituale e morale di un personaggio, perché in una sua progressione deve rimettersi in faccia al suo passato, riscoprendo i personaggi che l'ha conosciuto durante la sua gioventù, che sono invecchiati, certi sono scambiati, certi sono veramente abiliti, certi sono diventati più belli nella sua maniera di fare. E un romanzo senza voler, sì, dicendo pure alla fine, si conclude con queste belle parole che vede che solleva le montagne di un personaggio di pesce anguilla fatto Pepe che infine prega un'ultima volta uso Dio diventando veramente cristiano. Perché? Perché il coso di chi certo si è fatto brede, ben inteso, ma ciò che è assai assume originale in questo romanzo di non è mica fatto brede perché ha avuto una rivelazione durante la sua gioventù, si è fatto brede soprattutto per ragioni economiche e qui è una parte a senso di modernismo, non siamo più nel XIX secolo dove la religione è sempre qualcosa che ha assai pregnanza tutto qui, la religione può anche avere come una viura appena più distrutta, appena più mica più brutta, ma ha perduto un po' di sua nobilezza, di sua nobiltà, dicerebbe. E Pesce anguilla è un personaggio qui, pieno di sfumature anche nel suo percorso e in tutto il suo simbolo, dicerebbe. E qui aumenta dunque la complessità di un personaggio e penso che di questa complessità che si trova a tutto questo modernismo, perché che Pesce anguilla è una specie di diame rispondi tra personaggi che so vari assai e poi bon, dopo forse non ha avuto mai un romanzo di noi, c'è qualcosa di Giacomo. allora a forma di un romanzo è stata detta, a fa c'è una modernità senza parlare di modernismo, che sottopone di beta modernità, che sottopone una volontà espressa, chiara, che va a cercare una maniera di realizzare, diciamo, un cambiamento fondamentale e anche rivoluzionario. E allora così, quando si pronuncia queste parole, ci vuole a rammentare ciò che è l'impegno Dalzetto è lo stesso. Allora, non so se... Dalzetto era ben inteso un militante di Manca assai, posto che era comunista negli anni 30, e Pesce anguilla è ben inteso la storia di un personaggio, di Pepe, ma di anche la possibilità di descrivere tutta la società di Bastia di Dandu, che dice Bastia era una bella onna, che era brutta
di cabo su e bella in usotto. Che vuole dire che qui c'è un paradosso, a società di a boertà di un quartiere di Ubuntu, di qui di un quartiere di Ubuntu. Il quartiere di Ubuntu è bello perché c'è qualcosa di morale, i personaggi sono belli perché c'è una forma di innocenza in tutti i personaggi, ma la società borghese di Sobra, all'eccezione di 2 o 3 personaggi, sono tutti descritti come personaggi curotti, hanno perso una forma di umanità. Dunque si sente l'impegno veramente comunista dal Z, questa critica sociale e tutto questo, anche e forse ne potremo parlare attorno, penso che il comunismo di dal Z è qualcosa di più complesso che il comunismo come la gente sta sempre d'abitudine. Perché penso che c'è qualcosa veramente di rivoluzionario, ma in una forma stessa di un romanzo non c'è mica un'unità quantunque di va a rivolta di un proletariato. Penso che c'è qualcosa a questo punto di vista qui, appena di più anziano. Perché in questo opera qui, l'elevazione di Pescianguilla è fatta che i borghesi, non ricordo più di nomi, mi scuso, ma i borghesi, Morfini, mi ringrazio, Morfini che imparano, che fanno un'educazione di Pescianguilla, sono personaggi positivi. Dunque, infine, non è mica a olio di dal zetto in questo romanzo, non è mica di far cascare la borghesia, ma di piuttosto di ridare una moralità persa alla borghesia iuastia per arrivare a una forma di unità sociale, penso. D'altronde, l'orientamento di Manca di Dalcedo ci vuole precisare che non è mica giusto di un partito, di un comunismo universale. E questa ci fa pensare ciò che lo è un modernismo di Dalcedo a Sebiga. Un modernismo all'epoca, un universalismo che si intoppa tanto con la colonizzazione di tutti i paesi, diciamo, secondari, di beta e potenze politiche maggiori come la Francia, come l'Inghilterra, come tutti i paesi che hanno e che si facciano male, compreso l'Italia con l'Etiopia, dimentiamo, tutte queste cose così che lo si rammenta a qua e che si vede come c'era stata una specie di unione universale di grandi potenze per tenere sottomesso tutti i popoli. E questa spiega forse assai ciò che l'ha potuto scontrare come accusento dal cedo e di noi come misfidenza. E anche Burghi Pescianguilla è scritta negli anni 30 o a fine degli anni 20, mi pare? E Sciudu negli anni 30, e poi cioè, quantunque la mette in un contesto di Lebiga, e Lebiga o a un livello letterario c'è un giornale di Amuvra che ha coperto tutti gli anni 30 che continua a Burghi tutti gli anni 20 che copre anche gli anni 30. Dunque la produzione letteraria di queste Lebiga qui è quantunque soprattutto in parecchi modi, c'è un nazionalismo autonomista particolare, i primi passi di un nazionalismo corso direbbe qua a Muvra, e dal zetto quello chi pur se lo scrive in lingua corsa e appena acconta tutto questo, direbbe. Dunque è non è mica un romanzo, per la categoria moderna, non è mica un romanzo nazionalista, direbbe Pescianguilla. Parla di Corsica di Dandu, ma una mica pretensione di parlare di una nazione corsa e tutto questo, perché come l'avete detto veramente vero, in questo romanzo qui si parla di internazionalismo a livello mondiale, ma c'è anche un internazionalismo a un livello di agita di Bastia. In questo caso qui ci sono 4 lingue, c'è il corso, c'è il francese, c'è l'italiano e ci sono anche dialetti italiani, no? Ci sono personaggi così, sardi, francesi. E quella famosa Grusca.
c'è la famosa crusca, ci sono i ganti, e poi ci sono i ganti di tutte le parti. Dunque, dal Zetu, in una certa maniera, è stato un realismo, perché a Gida di Bastia Dandu era così, erano tutti i popoli di Mediterraneo, ma poco presso, il Mediterraneo sovrano e Gerebe, in Gida di Bastia, dunque l'internazionalismo era in Bastia. E un affare che ci vuole forse aggiungere è che a diversità, c'è di nuovo a diversità a lingua stessa, in l'identità corsa, in dei garudi vastiaci, c'è questa diversità e si vede in particolare non tassa a progettazione che si fa, non so se tu un dei più belli capitoli di un libro è quello che si chiama Uodo un lavasina, dunque dopo ad impesce omaroso i personaggi principali, la famiglia di Pescianguila, vanno a camminare nella lavasina per un grande giorno di processione e qui si vede l'unità di un popolo astiaccio, l'unità di Gerudi, di Aiente, per in memoria di tutti i morti e il resto di stati in pesta qui. Dunque questo è una broa che comunque c'è a senso mio Pescianguila, se deve essere qualcosa deve essere stabilito così, di un romanzo di un spirito popolare, perché è qualcosa che va giusto appunto a cercare i dettagli di ciò che fece a vita e dando e posto come riflette qui, a vita e dando, ma qual è essa? Quella di gioventù in una certa maniera di dal zetto, perché l'epica che è descritta qui non sono mica l'anni 30 che dal zetto scrive, sono l'anni a fine di XIX secolo, dunque di gioventù dal zetto quando aveva una quindicina, 20 anni, dunque di comunque un spirito popolare passato, dunque Pescianguila sarà un'opera di nostalgia o no? A senso vostro? Io ci vedo soprattutto una coscienza di diversità di un presente, di vita un'ideologia che dura da voi sempre e che forse non è mica squassata completamente a qua, e che c'è un rammarico, una nostalgia che fa un rammarico di un passato, era meglio eri in un certo modo. E questa mi pare che dal centro va contro questo. Va contro questo. C'è una modernità volontaria per far vedere ciò che Egida in particolare hanno come complessità. Quando si vede di mettiamo il dottore Morfini che sorte perché è mezzo imbriaco e che parla italiano, tanto parla italiano, c'è un'altra identità che sorte. Non è vero. Io penso che è vero soprattutto. Sono le parole Dentro sono le parole, ma quando parlo di nostalgia non parlo mica di nostalgia alzata a un livello, dicerebbe, politico, un livello ideologico, penso che soprattutto una nostalgia sentimentale, perché ben inteso che la società del Z una mica a Olia, come di Rena Corsica di Paoli o di Rena Corsica di Giudice Giacinarca, che siamo d'accordo, ma nella sua descrizione si sente, piuttosto che lo si vede, una dinarezza in rapporto con questo mondo qui che è descritto, con questa vita di Gerudio, qui tutti questi personaggi che sono anche a mezza povertà, sono felici, anche Borusè, che forse che ne parleremo, ma c'è comunque una scurezza, un dolore comunque maggiore in Pescianguila, di un'opera che può essere letta da tutti, da figli, da zideli e tutto questo, ma c'è comunque, perché sa che è una grande opera di noi, è capace di parlare di intimi più belli, quanto di intimi i più scuri
è più difficile perché si parla di morti, si parla di violenza, si parla di... e c'è anche, secondo me, un personaggio che è assai importante in questo modo qui, di un personaggio di Udurco, perché quello personaggio è in una certa maniera un bicho scuro di Pescianguilla. In due Pescianguilla lui si è alzato verso la luce di usare di moralità e di l'evasione sociale. Udurco è una mica cambiato e anche a un momento in cui si spera che Udurco ha droit a una forma di redenzione, rigusa anche la redenzione, questo personaggio qui. E dunque mi piacerebbe sapere ciò che ne pensate giusto appunto di questo personaggio qui di Udurco, perché è come Pescianguilla un personaggio forse più importante di tutta questa opera qui. Di prima usa nome, Udurco, che è turco, un turcone. E poi po' più turco che il turco, sappiamo che è l'opposto io cristiano. Appunto. I turchi. C'è una specie di omaggio, anche se la parola è eccessiva. C'è manco un interesse di l'autore per suo modo d'essere, che rompe, diciamo, tutte cose che sono concepite come normale in una società che ha perso, diciamo, la sua diversità e che vede la gente secondo l'opposizione. E lui vede, Udurco vede qualche sia che attraversa tutta la società. E in suo senso così mi si pare che lì è un elemento, anche se la parola è eccessiva, è ideale di una maniera di vedere la società, di non confondere mica la società con l'unicità. C'è una complessità, c'è una variazione che fa parte, giusto appunto, e che d'altronde René Emanueli, che scrive diciamo, la sua critica di Dalcedo e i primi testi in lingua corsa, che scrive il 71, che René Emanueli guarda piuttosto come un individuo, che d'altronde, che ne avevamo riprodotto in safari di Lamanidi, ce l'avevamo fatto andati e a lettura di un studio, abbiamo presentato alla fine di questa pubblicazione di San Nicosti un'epoca di elementi, diciamo, che permettono di capire come è stato capito dal Cedo quando l'ha pubblicato il suo primo romanzo e anche il secondo. E si vede a René Emanueli che piglia le sue distanze anche per se lo aumenta l'importanza di Dalcedo all'affermazione di un romanzo corso e di lingua corsa, piglia le sue distanze e fa anche, dice anche i suoi difetti, tramonti. E tanto si vede quanto René Emanueli è allo stesso tempo una persona aperta, non a modernità, ma con la vede mica tutta fatta. Capisco. Di vera che la modernità di Dalzetto può essere in questa diversità di presente, come l'avete detto, ma comunque c'è qualcosa che è come si unifica giusto appunto questa diversità. Ben inteso che Dalzetto non fa mette mica in ballo un'identità che sarebbe per esempio l'identità corsa francese, che sguasserebbe la nostra identità, ma penso che giusto appunto c'è un altro personaggio che c'è la mintua con tu, che è un personaggio stesso che permette questa unità qui di Bastia, di agità di Bastia che fa l'unità di personaggi. E lo spirito popolare è quanto un spirito corso, italiano, francese o un misto di tutto, che è un spirito bastiaccio.
Dunque, infine un luogo, a terra, i bastimenti, l'ambito generale, a vita religiosa a mezzo, di quello che permette di fare un'identità che si fa di tutti gli altri, in una certa maniera. Forse che se c'è un'identità che unifica di tutto, sarebbe l'identità bastiaccio, allora, siete più bastiaccio che me, che è ben inteso, perché sono piuttosto un neolinco, ma chi è che in questo libro qui si può ritrovare in un carattere bastiaccio, per esempio. Allora, io continuo di studiare questione, sarà anche allungata appena, dunque a Doia e poi a me io voleria sapere sin da Ostrobera, perché a me temo tutto questo, ma io ego di noi, quando noi parliamo di comunismo, di religione, penso a Verca e a Madonna, e poi mi viene un'immagine di noi, quando ego a Pescianguilla mi viene un'immagine di Fontanalte, allora che influenza ha avuto su Saudore? Oh, allora mica l'audore, ma sa visione di Agida, di Bastia, in der Ostrobera. La questione è lunga. Spero che la risposta sarà chiara, ma per me hai ammintato a Varca e a Madonna, la Vierge alla barca, e l'ultimo appuntamento che abbiamo avuto mi hanno detto: ma allora sa Varca a Madonna, la Varca di Madonna, io un romanzo storico o no? Benedì, la storia è presentata o mica? Di sicuro non ho mica potuto rispondere in maniera unica e definitiva, perché io ho visto che ha complessità, chi si ne trova dal cielo, c'è complessità che mi ne trovo anch'io, ma mica come un strumento, diciamo, manco all'inizio, come uno strumento di critica o di creazione modernista, ma come una necessità di vita. A Varca e a Madonna c'è Notre-Dame du Grand Retour, Notre-Dame du Grand Retour che è Notre-Dame de Bologna, che è passato prima della guerra, della guerra di 39-45, che è passata di prima come diciamo una possibilità di salutare a Bace che ha pigliato un paese, e poi dopo la guerra è poi ripassata come a Madonna che poteva, in certo modo, che aveva riportato a Bace dopo la guerra. Ma infatti si è vista che era soprattutto per ripigliare al comunismo i pezzi della popolazione che erano passati a resistenza. E allora si vedeva come in la storia e come in la verità, e ciò che tu hai detto, ha preso a difficoltà di trovare un'unità bastiaccia. Non c'è mica unità, l'unità è complessa. C'è un'unità della complessità. Della complessità. E questo è un modernismo che non ritroviamo anche in letteratura, perché si vedeva come Pescianguilla, e forse anche di più Fidelità e Filimonna, so affari, diciamo, assai moderni, perché c'è un tiramolla, un passebene tra due realtà che sono le stesse che si impongono
una come l'altra, e che facciano che quello che presenta, per rispondere alla tua domanda, quello che presenta un'opera che si trova di uno sguardo nella società, non può mica presentare la società come univoca. È una società che è una società plurale. E spesso il conflitto si deve gestire all'interno. Qui, ma questo siamo in accordo, un cubuse, ben inteso, tutta questa diversità qui, come la detto, si sta in bastia, ma giusto appunto, ha detto che la diversità si vede a un livello di scene di scritte tutto questo, anche a un livello di lingua d'ubra, dunque c'è l'italiano, il francese, canti, tutte le parecchie cose. E Scusa, una cosa da dire, è che Dalceto ha pubblicato romanzi, ha pubblicato anche i poemi, ha pubblicato i romanzi in francese di più che in corso. E quando si piglia, si faceva il paragone, non diciamo mica che i romanzi francesi non valgono nulla, ma hanno meno succo che si due gusti, no? Scusa. Ben inteso, giusto appunto, perché forse hanno meno succo? Perché la lingua di Dalceto, cioè a parlare di uso stile, uso modo di va, dunque... E anche la sua maniera di contare. E anche la sua maniera di contare, tutto questo. E di qui che, a senso mio, c'è una forma di modernità, di veramente un romanzo che ha certi accenti di genuesimo secolo, nei personaggi, nei un rapporto appena complicato, appena intellettuale a religione e tutto questo, ma di soprattutto che un modo di contare la storia, di qualcosa che è veramente di questo secolo qui. La vocalizzazione dei personaggi, i modi di descrizione, la presenza, assai presenza di pluralità, di discorsi indiretti liberi, che è a un livello di testo stesso, che è veramente ciò che fa già la modernità di questo opera qui, al di là di un messaggio, a senso mio di qui, di che c'è sempre un passaggio che si va facilmente tra l'oralità della parola e la letteratura, una letteratura più comune, più classica, dicerebbe. E beh, su questa questione dell'oralità si vede bene questi romanzi qui, come la si vede in quelli Iago, come s'arraiga, ciò che la porta l'oralità, a livello giusto appunto di personaggi, ma a maniera di contare, le dedetta, a maniera di contare si vede che l'insucciata di questa oralità, di questa maniera di contare che è nostra, ed è per questo che penso che c'è questa differenza qui quando lo scrive in corso e quando lo scrive in francese, perché a maniera di contare questa oralità, è subito presente quando lo si scrive in corso, mi pare. Come dire, c'è in de Pescianguilla c'è comunque un filo, c'è un filo in de a costruzione di un romanzo, c'è un filo che va da un affare all'altro, di giusto appunto l'itinerario di Suzidello, Pepe Morsigaloba, che diventa Prede Maior, Cabi Brede di Vasti, e che diventa veramente una personalità forte, Monsignore Morsigaloba. E così c'è un contrasto in un nome stesso, un idolo, un nome che fa vedere che questa diversità è tenuta in Trento malgrado l'evoluzione della personalità di Pescianguilla, di Pepe Morsigaloba.
Borsigaluba. E d'altronde si vede che alla fine rinuncia a suddidolo costì perché è già fine rinuncia a se stesso, rinuncia al titolo di Monsignore perché chi ridiventa Pepe, ridiventa Pessanguilla, è lo stesso, perché vede a qualche sia che non lo riconosce mica, qualche sia che l'ha conosciuto proprio e che non lo riconosce mica perché gli è invecchiato di sicuro, la persona che muore, gli è invecchiata, ma nello stesso tempo quello che gli è invecchiato, quello che è cambiato, non è Michaelo, gli è l'altro, ecco, gli è quello che è cambiato. E qui c'è una rivelazione di un racconto. Allora è per questo che quando si vede come un critico letterario da Mantova, come René Emanuele, si sbaglia all'epoca, si sbaglia. Per uno d'oggi di chi Pessanguilla e chi dunque l'autore di uno che sa mica scrive, si sbaglia, si sbaglia. Come lo si sbaglia quello che oggi va a cercare un filo unilaterale in romanzo, invece che c'è una complessità, diciamo, strutturale. E in questa complessità strutturale, per rispondere a te, c'è la prova a giocarsene in maniera cosciente per fare un'opera che sia un'opera d'oggi, senza pretensione alcuna, ma un'opera d'oggi e mica un'opera di ieri. E quando lo si legge l'opera Alzetta si vede che c'è questa coscienza qui, c'è questa coscienza letteraria e c'è questa coscienza di struttura, di forma, e per questo è che ma che gli è imposta, secondo ciò che lui dice, che gli è imposto dall'uso della lingua corsa. Ah, di sicuro. Che è la inu, che è complessa. Beh, in più la sua lingua corsa, di comunque una lingua, in una certa maniera, una lingua che non si vede mica due volte, perché si sente una sua lingua che è un po' particolare, perché forse ne direi un piccolo passeggio, ma c'è sempre un'influenza italiana nella sua lingua, c'è anche appena di influenza francese e poi si sente comunque che nella sua lingua scritta che il corso di danno non era anche stabilito come lingua scritta. Ci sono sempre qualche, è sempre a paspone, dicerebbe in sua lingua. Per esempio, in questo passaggio qui, dunque, un naufragio di Federico, ne ha qualche linea. Il freddo sano era grudo, imbastia cascò a neve e poi ghiacciò. O Federico mancava raramente una nottata. Quando il vento era proprio in poppa, si alzava la vela e lo schifo, tagliando l'acqua, piava l'alto mare. Tutta la notte si passava a tendere a rilevare rete. 10 volte si faceva gran pesca. In due gelo borgo e chiaro, a luna, tonda come una pisticina, mostrava la sua faccia luminosa e i suoi raggi argentavano i pesci che qua sua gola ci affittavano e nasse in due erano cascati prigionieri. Un mare, specchio immenso, splendia ad un brulicamento scintiglioso, colà, quassù, verso Pietra Nera, bille o cardo, gente e cose dormivano, inguduppate di abagia più serene e più dolce. I monti altieri facevano come una corona tutta sta vita provvisoriamente morta. Soli i fiumi rudiavano in de orghe taccate ombra, in due lagelli venivano anch'elli a cercare un riposo di notte. Bon, qui non c'è manco a scudare dal zetto, ha una qualità letteraria
manco di scudare, qui c'è una qualità poetica, una musicalità di frasi e tutto questo, e si sente di noi in questo caso che dal zetto aveva letto assai, aveva letto in italiano e anche in francese. Quando lui descrive è da che in due ore solo i fiumi rudiavano in due ore taccate d'ombra, in due lageli venivano anche a cercare il riposo della notte, e da che ombre questi è un riferimento a una forma di romantismo francese, anche la poesia. Non so se l'ha letto Rimbaud, ma ci dico appena. Comunque andava in dei, come lo diceva, les groupes d'ombre avec qui t'es sur la route à côté de la forêt dans Aube de Rimbaud. Enfin, c'è tutto questo vocabolario qui, l'ombra, la luce, tutta un'estetica che Dal Zetto aveva ben inteso, assimilato in sé. Dunque questa lingua qui di Dal Zetto di una lingua corsa, ma che in più si è alzata a un livello di lingue più lavorate, più travagliate di un secolo andato e anche di un secolo qui, dico così. Anche se qui, ma tocco qualcosa. Frédéric mancava raramente una notata. Qui comunque raramente, allora, in italiano si può mi pare, ma in corso più schietto direbbe o più spudico si comunque scarsamente più che raramente, ditemi voi, mi pare che ci sono certe parole così in un libro che sono appena mischiate. Allora non so se ti vuoi dire. No, ma penso che di noi l'ebiga, e giusto appunto qui siamo proprio un'ebiga che queste lingue qui, italiano, francese e corso, si mischiano proprio, e dunque di sicuro il corso esibia italiano e francese, ma anche le altre lingue, il francese esibia il corso, quindi è un fatto normale quando tre lingue campano insieme, ci sono rapporti da una all'altra naturalmente, dice Radio. E qui siamo proprio de su basso qui, a ste biga qui, a ricchezza, diranno tutte queste lingue che diranno parlare alle biga in Bastiglia. Non posso dire nulla. No, voglio dire quantunque che qui ciò che può ammentare appresa a natura della lingua, queste influenze dell'altro, c'è comunque qualcosa che rammenta ancora presente, no? Mi pare. Perché di tutti i tempi, ma oggi qui c'era anche l'italiano assai presente, invece che oggi soprattutto tra corso e francese che si passa la fa. Si passa bene, dice Radio. Peccato. No, è così, sono lingue vive che evoluiscono, ma bon, qui ce ne dice assai, penso, dice assai un romanzo scritto in questa maniera, in questa lingua che può dire, una e l'altra, mi lascio. Dice assai perché ci insegna in un romanzo che può trovare di qualità, poi è fatto in una lingua mischia e che non è mica la lingua che è spesso raccomandata come la lingua spudica nostrale. Ma qui è un riflesso di giusto appunto di questa complessità. A tempo della forma, ma a tempo della lingua, dunque è proprio mantiene anche della maniera della maniera di questa lingua che è giusto appunto su specie di mischio, è la realtà, è la complessità anche linguistica. Allora, forse non è mica va a conclusione andare al modernismo. Modernismo è bescianguilla, ma forse potremmo dire due cose nella Fidelità di Filiponna.
Allez, passiamo a figli. Allì. E io dico con umilità che ho letto Figlia di Filimonda lontano fa, l'ho letto 5-6 anni fa e non ho più tutta la storia in capo. Ma dicerebbe comunque che non è mica la stessa a fare per Sciangwilla, ma si ritrova certi invarianti dell'universo di Alzetto, dicerebbe, anche se oggi un po' mica tutti descrivere il burro, dunque vi lascio la parola per fare la presentazione. Io allora, per presentarlo, è difficilissimo perché c'è, in Definità di Filimon, c'è parecchie storie. C'è parecchie storie che sono mischiate e ciò che piglia a soprana quando si legge questo romanzo è a molteplicità di ciò che si presenta. Allora, ciò che si presenta è Finidado e Filimonda, che sono due che si danno gare, sono due pastori, e finalmente quando si guarda un romanzo se ne parla poco mica, non si vede mica proprio quale liso. E d'altronde è qualcosa che ha appena complicato, e che è dispiaciuto a un critico René Emanuele, posto che lo dice spesso, parlando del suo libro, perché questi personaggi stanno così, danno un nome a un libro, ma finalmente ho ucciso tanto. Infatti, Finidado e Filimonda sono quasi come due parti di Bastiglia che campa con agità e poi dopo la sua intornianza campagnola, in particolare tutta la regione che è al sud di Bastiglia. Di sicuro c'è anche un nord, c'è Villa Pedravogno, San Martino, ma è soprattutto a campagna e a città che fanno l'unione in Pescianguilla. E allora René Emanuele non capisce mica, secondo me, la sua critica, non capisce mica il sottotitolo. O a Villastrocca di Macumao, Finidado e Filimon, e ne face anche un richiamo, un rammento che è negativo, perché dice una Villastrocca, chi è una Villastrocca? Allora, forse potremmo dire che è una Villastrocca. Una Villastrocca, bon, c'est la cantine in francese, donc per far capire a tutto il mondo, dunque è una forma corta, che si gonta o si ganticchia ai zidegli, e che infatti è fatta in una lingua, in un linguaggio mica troppo capisci d'odio, ce la dilla. Ecco. Una volta e poi dopo una Villastrocca è qualcosa che è un'infilarata di conto. C'è una complessità anche qui, c'è una complessità, invece che si presenterebbe un romanzo si presenterebbe come, diciamo, aperto, chiusa, in cui si prova qualcosa. Ma come un prova nulla, conta. Dunque, conta in una maniera formale, fissa, come quella io canto, conta, ma conta una frase mica
principio e mica fine. Mica troppo su, diciamo, Di far vedere qualcosa, no, di provare qualcosa, no, di un ritratto giusto appunto di una complessità, ma una complessità che è accolta e che è accettata e trasformata in una forma più o meno cantata di ciò che lo sottintende su titolo così e ciò che lo denunzia René Emanuele, veramente. Ed è un peccato di denunziare qui, perché qui è un modernismo, giusto appunto, questa maniera di abbordare un romanzo mi pare paleso. Dine di più. No, dico che oggi quando lo si parla di romanzo bolivonico, di comunque ciò che è una quando lo si dice modernità di un romanzo bolivonico, complessità eccetera di accertato ma qui siamo a un'epica on ne parliamo anche, ma dell'opera di Alzetto ci sorge questa coscienza qui di ciò che lo deve essere, ciò che la deve essere la scrittura di un romanzo. Mi pare, a tempo di Pescianguillo, proprio dei figli monda. E allora, ma forse ci vuole solo una scrittura corsa, oggi, che si giova giusto appunto di questa complessità, che invece di fare un ostacolo, ne faccia una maniera. C'è che da pensare all'opera che le siano in cose fatte in corso o cose fatte in francese. C'è che da vedere nell'opera di Jérôme Ferrari. A Bolivonia, ben inteso, ha una qualità che si vede, se mi ricordo bene, in Fidelità del Finimondo, e anche in una certa maniera appena in Pescianguilla, in tutta la modernità, di questa capacità di seguire un movimento di storia, di che non è mica i punti di vista dobrati in delle opere si traducono vecchie. Per esempio parlava di Jérôme Ferrari, quando uno legge a son image, per esempio l'ultimo, che è, non so se è il più bello libro di Ferrari, ma uno dei più belli che è sicuro, si parte da un punto, già no presente, si ribassa, si riviene, e facciano i passi bene durante la cerimonia dell'interro fatto da un zio di Agorcia Zidela che se n'è andata. Dunque tutto questo permette di seguire a coscienza un personaggio e infine seguire tuttavia una storia. E penso che anche se Pescianguillo è appena meno così, perché si parte da un punto, si finisce a un altro, si sono mica passi bene durante parecchi discorsi, non ci sono mica monologhi interiori come si può avere in De Ferrari e tutto questo. Ma Fidelità del Finimondo è appena più particolare, non avete parlato di Villastrocca, ma di Beraghi, a forma di Fidelità del Finimondo, è di più, dicerebbe, musicale, ci sono i ribi, ci sono le strovate, a un livello metaforico dicerebbe, ma di che questo movimento qui permette di dare a un racconto bucolico, assai classico, anche i racconti bucolici anche in Grecia antica si facevano gli stessi, Fidelità del Finimondo pare appena a Daphnis e Chloé, per quelli che erano ciò che volevano in Grecia antica e tutto questo. Dunque forse di quelli che la modernità qui infine può ancora aumentare in certi modi i racconti assai più anziani, dunque un modernismo qui non è mica una nostalgia di un passato, ma rinvoca e forme più lontane, dicerebbe. E di l'oralità. Allora io penso che non potremmo compiere. Potremmo continuare, ma potremmo continuare, ma ce la compie. Io, se siete consento, mi piacerebbe a differenza tra modernità e modernismo, dicendo che una finale
è piuttosto aggrancata di modernità e questa d'altronde si trova nella modernità, la modernità in francese, romanesque, la modernità è quella dell'epoca moderna. Qui parle de son temps. Invece il modernismo è un'azione che mette il moderno oggi in ballo e che propone di costruire Qui va un degli della costruzione. Bon, E beh, allora femo- compiemo, scusate, non so più parlare con Fidelità de Filimonda, pesce anguilla, pesce si trovano, anguilla in due modi, ecco, da legge la legge, Fidelità de Filimonda, e poi dopo questo, e poi è sciuto dell'anno pesce anguilla, 80, è sciuto dell'80, no? dell'80 e che è una datazione di un scolare dando. Guardate qui, lo scolare Magnifico. è un scolare di terminale che era in arte e che si chiama Nicolini. Dal cedo un testimone di vita in Bastia un secolo fa. Allora ringraziamo e poi a prossima. A bene, A prossima.